Firmato in queste ore tra il ministro della Pubblica Istruzione Lucia Azzolina e le organizzazioni sindacali il protocollo per la ripresa in sicurezza dell'anno scolastico. Help desk per le scuole, modalità di ingresso e uscita, igienizzazione degli spazi, regole introdotte dal protocollo forniscono le indicazioni alle scuole e dovranno diventare un punto di riferimento anche per gli studenti e le famiglie. I sindacati della scuola hanno riconosciuto il lavoro fatto dal governo per trovare le risorse per la scuola ed hanno definito l'accordo storico firmato nel 2008 dall'ex ministra Gelmini, superando di fatto la questione sulle cosiddette classi pollaio con l'innalzamento del numero di alunni per classe. È un accordo importante, scrive oggi sui social la ministra Azzolina, in cui ringrazia i sindacati sul nuovo provvedimento che contiene le misure per garantire la tutela della salute di studentesse, studenti e personale, ma anche impegni che guardano al futuro e al miglioramento della scuola, cercando di eliminare le classi pollaio, una battaglia che porto avanti da tempo e che rappresenta per me una priorità. Si tratta di regole chiare, aggiunge l'Azzolina, che danno certezza a dirigenti scolastici, personale, famiglie, alle ragazze e ai ragazzi che si apprestano a tornare nelle aule. Ritengo particolarmente importante l'help desk che sarà attivato a supporto delle scuole. È la dimostrazione che non vogliamo lasciarle sole. Come governo, conclude la ministra, avevamo promesso di trovare le risorse e lo abbiamo fatto, quasi 3 miliardi di euro, e stiamo mettendo anche fondi per consentire agli enti locali di affittare spazi per le lezioni.